Allora, riprendiamo un po' il filo del discorso. Giuseppe Di Girolamo, deve aggiungere qualche precisazione? Sì, la precisazione è un po' questa, proprio riagganciandomi all'ultima affermazione, di fare molta attenzione quando uno decide di andare in pensione, quindi quale sarà la sua pensione, perché intanto quando parliamo di pensioni bisogna sempre stare attenti a distinguere il lordo dal netto, perché come dire, se 1500 euro di pensione netti sembrano chissà che cosa, poi non è così. Se una persona ha un affitto, ha altre questioni, paga le bollette eccetera, non è che resti chissà che cosa. E quindi non siamo gli avari, i ricchi avari di Molière, tanto per essere chiari, ma anche perché quella pensione lì, per come anche sappiamo di questo decennio, insomma, non è che la pensione ha dei rinnovi contrattuali e quindi va ad aumentare. La pensione è quella lì fra 5 anni, fra 10 anni. Il valore, dato il recupero dell'inflazione che è sempre molto parziale, sarà ancora quello lì. Quindi uno deve sapere che quella sua pensione sarà così per tutti gli anni a venire. Ecco, credo che questo sia un aspetto di cui ogni lavoratore, ogni lavoratrice, quando deciderà di fare i propri conti, dovrà tenere ben presente. Sì, assolutamente sì. Allora, analizzata quota 100, visto come va inquadrate le attenzioni del caso, giustamente le osservazioni che vengono fatte devono far riflettere, qual è l'altra opzione? L'opzione donna. Allora chiediamo alla regia se ci mettono in onda anche la slide pensione opzione donna. Opzione donna che in sostanza viene riaperta, quella sperimentazione chiusa nel 2015 che appunto la possibilità di accedere alle lavoratrici attraverso una pensione calcolata, attenzione però qui un'anzianità che viene richiesta è quella di 35 anni e un'età anagrafica di 58 anni per le lavoratrici dipendenti, 59 per le lavoratrici autonome, ma potranno avere un trattamento pensionistico con le regole del calcolo del sistema contributivo. E qui succede veramente che i calcoli che noi andiamo a fare dimostrano che di fatto il trattamento pensionistico da un sistema misto retributivo si riduce in maniera molto molto pesante. Stiamo parlando del 30, del 40, insomma, in alcuni casi anche percentuali superiori al 40% di riduzione. Questo significa che se una lavoratrice intende appunto optare per questa soluzione pensionistica deve avere la consapevolezza che per tutta la sua vita sarà l'unica pensione che potrà percepire e allora il calcolo che noi facciamo come patronato Inca è quello di dire, poi ovviamente ci sono, voglio dire, aspetti personali, individuali, familiari che determinano determinate scelte, però di porre attenzione e di capire qual è l'altra uscita possibile per capire se l'attesa, magari la rinuncia a un trattamento pensionistico come pensione donna poi ti consente di traghettare nel giro di breve ad un altro trattamento pensionistico che però non sia così negativo e così fortemente penalizzante come lo può essere l'opzione donna. Tra l'altro ci sono dei 35 anni continuativi oppure con... No, i 35 anni possono essere anche, diciamo, non continuativi frazionati. L'importante è che siano 35 anni escludendo la disoccupazione e la malattia. Dato che escludendo la malattia sì, la malattia e la disoccupazione anche in questo caso abbiamo le finestre. In realtà queste finestre erano le finestre che erano già presenti nel 2000 nella precedente versione, diciamo, della sperimentazione opzione donna e che erano in vigore anche nell'ultima appunto versione del 2015 e sono 12 mesi di finestra per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le lavoratrici autonome. Dal momento in cui fai il requisito, 58 per le donne, 35 oppure 59 per le autonome, sempre appunto con i 35 di contribuzione, devi poi abbinarci la finestra di 35, scusate, della finestra di 12-18 mesi. E c'è poi sempre il decreto legge 4 del 2019, che è appunto il decreto collegato alla legge di bilancio del 2019, introduce una modifica per quanto riguarda la pensione anticipata. E quindi anche qui abbiamo la slide, chiediamo se ce la mettono in onda. Che in sostanza blocca l'incremento della speranza di vita che era stato, diciamo, agganciato alle pensioni anticipate
e che fa sì che rimanga quel requisito che era in vigore nel 2018. Sono di 41 anni e 10 mesi per le donne, di 42 anni e 10 mesi per gli uomini. Questo blocco è un blocco che vale fino al 2026, però in realtà introduce i 3 mesi di finestra. Cioè cosa vuol dire? Vuol dire che una volta perfezionato il requisito contributivo, i 41 anni e 10 mesi, ipotesi una donna, 41 anni e 10 mesi di contribuzione, indipendentemente dall'età, perciò l'età anagrafica in questo caso esula diciamo, non è un requisito insomma, richiesto per la pensione anticipata. Devo poi tenere in considerazione che ci sono 3 mesi di finestra prima di poter accedere al pensionamento. Ecco, questa qua è una novità sostanzialmente. La pensione anticipata è un trattamento pensionistico che è stato introdotto e che c'era già prima con la Fornero. Con la Fornero, sì, era già, viene però rimarcato. Diciamo che viene tolta l'incremento della speranza di vita, che non era poca cosa, perché erano 5 mesi, 5 mesi che erano previsti, ma di fatto introducendo, vengono tolti i 5 mesi, ma ne vengono messi 3 di finestra, di fatto diciamo c'è un'agevolazione di 2 mesi. Ma non cambia. Sì, non è che ci sia un grande cambio. E per finire poi c'è sempre nella legge di bilancio, nel decreto legge 4 del 2019 introduce una proroga del termine di scadenza dell'APE sociale, viene rifinanziato anche per il 2019 con i requisiti che erano previsti per l'APE sociale. Cioè, quindi ricordiamolo un attimo. Sì, erano i 63 anni di contribuzione, scusate, 63 anni di età e i 30 anni di contribuzione, però dovevi avere determinate condizioni, cioè dovevano esserci di fatto le condizioni di essere disoccupati, lavoratori che assistevano familiari con portatori di handicap, lavoratori invalidi, oppure lavoratori che svolgono attività di tipo gravoso. E questa è, diciamo, in sintesi l'APE sociale. Poi c'è appunto l'introduzione della pensione di cittadinanza, che magari su questo Giuseppe può dire qualcosa. Qui però sempre per l'APE sociale, vedi l'indennità corrisposta per 12 mesi l'anno, la rata non può superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro lordi. Sì. E poi c'è la riduzione per 12 mesi per ogni figlio per le lavoratrici. Sì, per le lavoratrici c'è questa agevolazione che è stata introdotta con la legge di bilancio del 2018 che dava la possibilità appunto alle donne di poter avere una riduzione della in base diciamo al numero di figli, una riduzione in termini di età, scusate, in termini di anzianità contributiva, in base a quanti figli appunto una donna ha avuto, e per un massimo di 2 anni di riduzione di contribuzione. Va bene, ma già qualcosa. Poi abbiamo detto la pensione di cittadinanza, che magari su questo puoi fare magari Giuseppe te un passaggio e poi magari nel tecnico entro io. Sì, anche qui che come dire, rientra in quel provvedimento bandiera del governo, no? Perché il provvedimento bandiera del governo prevedeva il reddito di cittadinanza e quota 100. Dentro il reddito di cittadinanza c'è questo capitolo che riguarda la pensione di cittadinanza e riguarda le persone con un'età anagrafica superiore dai 67 anni in su. Allora, intanto diciamo questa cosa. Pensione di cittadinanza, la cosiddetta pensione di cittadinanza è un imbroglio verbale o linguistico, come si vuole chiamarlo, nel senso che la pensione di cittadinanza non andrà ad integrare le pensioni minime, non sarà pagato come avviene oggi attraverso il libretto della pensione per capirci, ma sarà pagato attraverso la carta, quella che viene usata per il reddito di cittadinanza. Quindi è un contributo di contrasto alla povertà, sì. Quindi non c'entra nulla con la pensione. Cioè io che sono 67enne, tra l'altro non devo avere nel mio nucleo familiare nessuno che ha meno di 67 anni. Questo è il primo criterio che come dire, discrimina le questioni. Io per aver diritto alla pensione di cittadinanza nel mio nucleo, io, mia moglie o se c'è qualcun altro, dobbiamo avere comunque da 67 anni in su. Quindi se io nel mio nucleo familiare ho un
figlio di 50 anni o eccetera, comunque io non avrò diritto alla pensione di cittadinanza, quindi già questo è un primo elemento. Ma ripeto, il dato vero è che viene chiamata pensione di cittadinanza ma che non ha nulla a che vedere con la pensione, cioè sono due aspetti molto, molto distinti e questa è la prima questione. Quindi... Allora io lo interrompo un attimo perché la cosa è comunque interessante, dobbiamo andare in pubblicità così abbiamo più tempo per spiegarla meglio. Pensione di cittadinanza, chi può accedere, chi ne può aver diritto, di che cosa si tratta, lo stiamo spiegando bene, aspettate la pubblicità poi torniamo.